Etnomusicologo, musicista, operatore culturali. Fa il dottorado in sa Memorial University of Newfoundland e sa Fulbright Scholar in Residence at sa University of New Mexico, Uru. Impara etnomusicologia audiovisiva, popular music, canto a probocis in sa Sardigna, est etnomusicologu possistre, regista de documentarios, cantante, armonicista, in un gruppo heavy blues che si orienta a King Howell, e vinse un'etichetta No, no, brava, indipendente. qui leggi tutto sto curriculum di Diego, casa, sta trasmissione si è già fatta. Ascolta, ma quando teneus ospite Saici, deo ti pregunto, ma noi si mancai su caso de dus vai sonai, mancai, di si donai un poco plus de visibilità su chi fainti, deo non ho a dus vai sonai in noi, però mancai mandai un videoclip, vai ascoltai una Certo, musica. che da fare di questa cosa? Tu sei mandando da tu, non può comprendo. Ma sanno, se ci può caso sta meteorologa, commenti si zerria e picao sono tecnico RVM. Te ne uso tecnico RVM, però vai di puro... Certo, gesuino. Ascolta, ti dà già in auto, di nai, questo è, e si dà due peso per praci, sta meteorologa parla da mini esti. Oh Diego, saluti. Oh, ciao. Ciao, Insando, Ciao, come bene, andato? guarda. Bene cattao. Bene, E bene bene, benio. bene. Oh, indi, se di. Grazie, esatto. Canta. Come ti stai? Bene, Bene? Contento? bene. Pagato Senza bene? un poco di problema di altura, che se fosse in alto, ma... Ma voi tasa si arrivendi de New Mexico? No, come sei in Sardegna da un buon Voi ta via sta io. in monti. Esatto. Però dai, se si arriva in pianura, non ti fai sì questa regionadetta. Sigla. Certo. Noi parti di sta sigla. Bene beniusu, bene agattausu e bene agattadas e questa puntata a noi de oi indica esti sa de quattro. Sa de quattro po' fu dai de musica. Via d'ora. Una bella puntata a pizzo su dessa musica, dessa etnomusicologia, dessa gicca capia da sa musica, ma vinzo su de su cinema, de su documentario e de sciaccumanne cose sa quando fu dai io su convidavo a Diego Pani. Ta-da! Bene cattato, so. Ben agattato Diego. E insando su Diego Pani. Mi fai leggendo il suo curriculum, cosa tua che sti longo, se si, sa come una cosa, etnomusicologo, musico, operatori culturali, ciccadori, e se si fa tendi su dottorato in sa Memorial University of Newfoundland e Fulbright Scholar in Residence at the University in New Mexico. Tu sei in Stati Uniti, moi. Come sei tornato in Sardegna, poi appena finito, sono esperienze negli Stati Uniti. Però se si accanta a spacciare questo dritto de cicca in università, no? Sì. Io ho cominciato questo dottorato mio quasi da che anno fa, ma sul dottorato nordamericano praticamente non finì questo 3 anni, so? Tu si puoi tenere tribagliare, fare altre cose, dopo andare a un ghirro, quindi dopo tribagliato un mese in Sardegna, dopo lasciato un ghirro quasi che in 2 anni, però come a fine sono risultati a che devo serrare. E sono molto contento, finché capite sa cricca in questo anno si sta andando avanti, quindi
Quindi adesso è il risultato di questo tribaglio. Noi si c'è cicca che si fatto in Gunisi, in New Mexico, ma pensa a sta cicca che si votato innanzi già di prima dei partiti, che è sta cicca che si sempre fatto in noi pure, poi Sì, sì. tu traballa con l'Università di Castello, traballa con etnomusicologo a Remonato Ignazio Macchiarella, Marco Luzzo, Abustiano Viloso, insomma, Gigi Oliva. E insomma, tu tenisi tutta questa trumma di traballo che di volta si entra sta Sardegna e a Reu, agli Stati Uniti. Come ti si accappia in questo traballo in questo senso? Sta cica che si fa in Gunisi con sta cica che si votava innanzi in noi. Assora, io sono stato mega fortunato, tutto questo nome si chiama nominato come sono una sorta di famiglia allargata, no? Che è verosa in scuola di etnomusicologia dell'Università di Castello, che è a principio del anno 2000, che hanno Ignazio Macchiarella, stimbatti dell'Università di Castello, si è formata ed è cui sido diversos laureados, ma hanno sido diversas criccas, libros, documentarios, ed io mi intendo meda fortunato di fare parte. Poi però ho tenuto sempre questa idea di mi canare in Nord America, quindi sono sempre stato meda interessato della cultura nordamericana, della musica, prima di tutto nordamericana. Poi tanta pensa se hai i vestiti sighenesi. Vero. Non ti si nada questa si narra da Bolottai, che con Bolotta non diventa nuda, vero? Vi accanta di tu per contare. E quindi mi chiedevo, poi io che ho fatto questo dottorato di ricerca in Canada, non in Stati Uniti, e allora mi sono andato 2 anni in un'altra isola, che è una isola che è in mezzo all'Oceano Atlantico, che si narra da Terranova, Newfoundland e Labrador, e in cui ho cominciato a fare questo dottorato, però che non mi sono imbattuto in cui, dove mi volevo andare in Nord America, poi studiare musica nordamericana. Quando siamo imbattuti in cui, poi fu gasinche all'algo della Sardegna, che a badiare torna a Sardegna de cue, fu quasi per interesse. E quindi ho cominciato, ho proposto un progetto a su canto a Concordo. Quindi qualche cosa che fu in domo mia, qualche cosa che io ho cominciato a criccare in una idda vicina a domo mia del Centro Sulzu, sul mio centro di ricerca per un anno, di ricerca sul campo che ho fatto, è Iscano, che è veramente accanto. E da cui ho cominciato con una idea finza metodologica no, che mi fu in cui sono Stati Uniti, ho nato, facciamo una cosa su questa Sardegna, in inglese, una cosa nuova, e Gasi ha fatto, Gasi ha zitto, tutto questo anno a portare avanti, e si è finza in questo anno questa cosa bella, finza sia stato meda lungo questo processo, questa cosa bella è stata che questa ricricca si è tutto ammisturata in suo tribaglio che ho fatto in Sardegna, ormai 7 anni sono operatore culturale, cioè sono un etnomusicologo che fa come si narra in inglese Applied and Public Ethnomusicology, cioè etnomusicologia applicata. Non a intra un'università, ma trabajare con queste comunità, trabajare con queste istituzioni pubbliche in suo territorio. Questa è una cosa secondo me meda bella e meda profettosa. Esatto. Questa cosa che faccio da anni è trabajare con questa comunità dei cantori tradizionali e tutta questa esperienza poi che senza toccare completamente ha informato meda sa cricca mia, sa tesi dottorale mia, che è proprio una tesi dottorale a sa patrimonializzazione del suo canto tradizionale e a sa mediatizzazione del suo canto. E cioè No, i cosetti, ma io no che agio di buoni in mezzo, agio di buoni in mezzo, la regia. Ma cosa ogni volta che si fa vedere di musica saggia in televisione succede sempre la stessa cosa. S'anda a ziccare un canto antico, cazzo un repertorio, la memoria, la tradizione, l'innovazione, un patrimonio di Rigiai e Sassari, dico Sassari, figurati se noi pari. Pare che in oggi la musica non esiste, come se solo la musica di Ripiddi era più importante.
nei riti, nei documentari lenti, come entro il mese di maggio. Pensavamo un documentario sul canto a tenore su Netflix. Netflix. Vabbè, chi su coso americano, l'ha già visto. Di sicuro era Cingomma anglo-americana. Ma un film sulla canzone sassaresa no, non vi avete pensato. Non sarete più di interesse. È zecchio che sarete più di interesse. A chi la musica, chi sapere, noi chiazzi nei convegni sull'etnomusicologia. Etnomusicologia, cazzo, ogni baraura, etnomusicologia, ma cosa vuoi dire? Il chiazzi nei rizzilleri la musica, nei ripindiori, no, che a rubare intera musica, nei risirintini, in di uno attacca su una chitarra e comprendi subito se messo il canzo e solo ciò capioda. No, a da voi di 3 anni, subito lo comprendi se la musica è buona, mi. E da voi, e così, ma dite una cosa. L'estraneo che avete in studio, mi pare sia, sì, nome in baglio di Santo Lussurzu, eh? Tanto si fa vedere geograficamente, sarete uno un bel più vicino a noi. Centro, nord di Sardegna, che noi siamo a nord, Santo Lussurzu al centro. Zona che potremmo ancora sai va, eh? A chi è più a fa cassare che a calcedo. E invece nuda, è un sudista maledetto, sei dello sud. No, non so come fumendi. E da voi come te vestito, lo conferma. Ma uno viene a fare di radici, tradizioni, cultura popolari. E si presenta impumpugliato in cuglietto. Cazzo pare Don Diego de Siete Fuentes. Ma si ribesa, si pone una mascheriglia sulla gara e fa la DZ sul green screen. E, hai inteso vera, DZ porta uzzeri, non ti dici nulla, e carecci ma intendere vozia. Vabbè, ragazzi, per dire che questa è un'altra storia. Chi non è una bocciurigada, mesi a giaro, anzi a me mi piace che tu miscio, rimaniamo la tradizione saglia, però vissuto da signor Riccardo californiano del 1848, cazzo. A chi era un problema serio e chi la divisione, arrivi sempre da voi, quando una scena musicale è già nata, già passata nei bar, già vera, mi. Voi, e con voi so che fa vedendo. Arrivi da voi. Fedi un filmino, bazzi niente, chi non può fare da voi che su filmino, vi bonite in atto 2 parauri e fedi rubando. Chi c'è la cultura? No. Chi c'è una cagata, un'impagliatura, hai compreso? Inoghi la musica è viva in te, intera musica, ed è paghisso chi dà zinfato. Cosa voi? Se un'ora... Cosa cazzo vi siete trinchendi alla sora, alla cua? Sittetemi un attimino, essoga, una manica di imbriagoni, no? La musica sassaresa non la siete contenti, la siete cansendi a chi vi fa zitti moria. Aio, gira la chitarra e cantiamo sassare in calciurina, e la prossima volta a bridi rarecci. Mi azzapo con un collega nordamericano, o Vince professore in sul dottorato nordamericano, che hanno detto di naro, che ha fatto etnomusicologo, magari non tutto si completamente tevazzo, ma tutto hanno inteso sapere aula etnomusicologo, non 2 grene, compreso. In noi che chieste talmente un patrimonio manno di musica, ma talmente dove è stato un tribaglio su questa musica, che pensa a questa figura del etnomusicologo è una figura che la gente conosca, che è una figura, una professionalità che la gente iscritta e fa che questo fa che canto a concordo, magari dischini male, ma ischini che Questi che una cosa. Parte certo, questo è un ruolo, una figura istituzionale, scientifica, culturale, di importo che studia su canto, però con relatato a questa tradizione, a sapere più regioni che tengono in suo territorio, in terra nostra, e insomma successi questa cicca, che è chiaramente antropologica, etnografica, però accappiata a sa dimensione del suo canto. Dunque, sa dessa voce, tu hai dato delle gustasi, piegato questo vuoto mediatizzato, finché sa voce è un media
un medium, poi vuoi dare, su vuoi dare un meta con un Bustiano Viloso, che si stetti ospiti di questa trasmissione, questa prima puntata di Wendy, su fatta con Bustiano, e si ha disprecato bene meta questo concetto, ed è commenti sa voci, chiaramente, dei media, di torra attraverso i medios de oggi, si va in patrimonio de conoscenza, de cantos, de poesias, insomma su questo patrimonio do teneus poeta chiaramente sa voce e i medios che teneus oggi si permettono di allogare sa voce, di allogare sa musica. Tu quando si comprendi che sa musica, già che tu sonas, tu sei un musico, tensi finza un'etichetta discografica. Sì, un'etichetta, Etichetta, ti pare nuda, Talk About Records, sì. che è un'etichetta che di sa dignità di cosa sua, questa esperienza cosa sua in Sardegna, però senti musico tu, essendo appassionato del blues, del rock, si sa bene cosa tua che funti King Howl, che vedesi heavy blues, vero? Quando si è accattato che questa musica poteva essere vinta a materia di gicca, poteva essere vinta su una pratica, poi vai gicca, non c'è tipo vai performance. Questa è stata una domanda molto importante per me. A me, io sono sempre stato appassionato di musica. In scuola elementare ho conosciuto su rap e mi sono appassionato di rap. Poi in scuola media ho scoperto su punk e in questo è stato S'allaccana. Questo ha proprio cambiato la vita, di questo al diesel, ho fatto tutto questo che ho fatto dopo che ho scoperto su punk. Questa è la cosa mia, è tuttora questa. Però sempre tento attenzione per comprendere che due a intresa musica, a pala desa musica, quasi un montone di volte, amico mio mi finza mi laiano in giro, quasi mi interessa da un montone di volte, più scusso che da suonare puro, no? E Santo Lussurgiu, sai da mia, tenete questa tradizione di canto meda manno, che è del polto manno po' sosetro musicologo, quindi devo conoscere questa per aula, etnomusicologia, mi dà come te vuoi di zero, vuoi di uno convegnetto, perché che è organizzato da Saprolocco, e noi due fudi come relatore, questo che poi è diventato su mastro meu, cioè Ignazio Macchiarella, che vive metà in Castello e metà in Santo Lussurgiu. E poi me devo dire io un po' nel canto, da che 7 anni sei stato, ma quindi uno può studiare questa cosa, può studiare come te ne scrivere ancora di più della musica, in cui dopo di uno triennio sperimentale in suo conservatorio di Castello, penso al difficile di scrivere, da un momento sul primo anno, tutto il suo amico mio fa una lezione, che è ingegneria, e devo aspettare che ti fai una lezione, penso al difficile, però è stata la fortuna mia. Mica ettare completamente a fare questa cosa dei soldi che hanno ripeto mi reputo una persona meda fortunata. Ti proprio cambiato la vita sicuramente, questa prospettiva completamente. A me questa vita durerà sempre, a me questa vita soprattutto mi dà cambiata su punk, però calli punk. Sa filosofia de su punk de tenere esas cosas de non aspettare che gli altri facciano queste cose per te, ma tu fai che tu in su maniera do it yourself, cioè questa filosofia del su punk, proprio fai questa cosa tu commenti da soli. Per me questo tutto questo che ho commentato prima, tutto questo che ho fatto dopo che ho poi scoperto questa cosa quasi rivoluzionaria. Che io penso che su punk i schianti ascoltano punk e si stetti di avere un sciarrocco umano, un big bang, possa passione, possa interessi musicali, poi finza per me. Sì. Che di cambiare un meta, finza senza approccio de commenti ascoltare questa musica, de commenti da ciccare. De commenti ieri su mondo, de commenti ieri su per me parte tutto di gusto e ogni volta che mi azzappo con gente che condivide questa cosa con me, così io subito che una sorta di elugenza, il so che hanno fai dalle certe cose. Certo, il so è così allucentoso. Diego, tu chiaramente sei vinto a filmmaker, fai vinto a documentario, a capiauso ambito dell'etnomusicologia, hai fatto già una bella pariga, poi hai fatto l'ultimo, su primo sei nella The Search. Sì. Del 2018. Sì. E ti avviata questo video, e ti avviata questo film?
Questo film va da Iada de Blues, fu di un documentario girato tutto in su Deep South degli Stati Uniti, quindi Mississippi. Tennessee, Louisiana, tutto questo è stato del suo profondo sud, namudi. E fa da Iada de Blues, ma attraverso il de due musicisti sulcitanos, sardos. Due musicisti, uno de Carbonia e l'altro de Calasetta, che sono nati, che si narrano tuttora, sono nati tuttora, si narrano Don Leone, hanno andato a partecipare a questo International Blues Challenge, questo festival manno de blues con band di tutto il mondo. Io vivia in Canada in questo periodo, quindi dos appositos abbiamo girato tutto su profondo sud, andando in tutto il logo originale del suo blues, no? Quindi Dockery Farms, grandissima piantagione di cotone in sud delta del Mississippi, noi viviamo tutto il bluesman storico, poi girano in Memphis, girano in New Orleans e si narra The Search, sa cricca, poi idea di rappresentare questo duo musicista che facendo questo jazz, che tutti i musicisti del blues sognano di fare, no? Questa visione per umana di qualsiasi musicista del blues. Su blues nasce di commento a musica di Gicca, proprio. Sì. Sì, proprio un'espressata musicale che Gicca nel suo linguaggio, che cambia in continuazione. Sì. E questa cosa che abbiamo fatto in questo documentario è preguntare a tutte queste persone che noi abbiamo incontrato in questo viaggio, ite querían narrare blues, poi te, musicista del tutto il mondo, si azzapaiano in cui può griccare quale tipo di bluus. È stato un modo interessante, Vince poi era queste cose che sono completamente cambiate, no? E come Vince si sta amministrato, Vince a livello turistico sul mondo, capite? Blues in cui come il Vince turismo, no? E Vince sono un motore posa a comunità di questa parte d'America, chieste una parte d'America ma da particolare, soprattutto quando 2 anni in Mississippi e Louisiana ti aggatta come questo luogo vive in una condizione di pobrezza enorme tuttora, e però sono meda legati a questa origini di questa musica, claro. Sì, c'è un film di Roberto Minervini che si serie da Louisiana, The Other Side, bellissimo, che è bello meda proprio a pezzo di questo territorio che si narendi lui e che si vinti contraddizioni. Non sponiamo spari su no, Roberto Minervini, no, però questo è un capolavoro del suo cinema documentario, però si va di entrare in questo mondo attraverso le vite di queste persone che commenti nella storia vivinti in Islacca, e vince siamo ai margini di questa società, dunque su cinema si vota da regionale, conosci questo logo su Caponoso, mancai la rosa su blues, entra in una dimensione vago epica, mitologica, come te ponnai rimonendo un film che è bessio quest'anno, anzi, s'anno passato, che si narra da Sinners, I peccatori, di Ryan Coogler, che ha vinto il premio Oscar, questo è proprio accappiava questo periodo storico degli anni 30 in Mississippi. E proprio in questo logo in noi abbiamo girato, entre i Sinner sono menzionato proprio sul logo che si è in questo documentario. Sono logo principale, se no in noi sa gente narra su blues e nascido in noghe, no? E puntano a questo che magari non è vero, compreso, però è questo che si è però manca in pure c'è un vago di campanilismo, no? Certo. Accappiava su blues, no? Su blues questo di adesso su blues reale si nasce no. Questo che si può narrare è che in corso in questa parte degli Stati Uniti sa ragione storica e geografica sono proprio cose che hanno creato un momento in noi la musica che imbattiano adesso dell'Africa con la tratta dello schiavismo hanno incontrato la musica dei colonos, quindi la musica anglosassone, e in cui si è creato questa mistura blend incredibilmente sincretica che ha dato origine a questa musica bellissima che è la base di tutta la musica che ascoltiamo noi popular, no? Palti di pensa su jazz nasce adesso blues che è uno vuedo che sta ricomenda poi blue in inglese e in vinza tristo pensando in melodia adesso blues funti malinconica puro
però Sì, chiaramente a parte de gusto, no? Poi in inglese è to have the Blue to have the Devils, blue. che è essere malinconico, essere triste. La cosa bella del blues è che secondo me è una musica che posa cattarsi umana, è sicuramente il momento di cattarsi. Su questo chi è cantante e questo chi è sonante, tiene un demonio a intro in questo momento, che però è proprio questa cosa che vuole comunicare. Quando sei triste, la musica, la storia della musica non ti insegna spesso, è più facile comunicare le emozioni, capite? Certo, sei sicuramente una condizione che ti aiuta a comunicare, ad espressare meglio. La cosa bella del blues è che questa è una buona musica, può comunicare tutto su chi chiede, tristura, allegria, contentezza, amori, politica, di tutto. Se tu pensi che prima tu fu questo e poi tra gli anni 60 e gli anni 80 è imbattuto su rap e canto questa due musica sono meta più vicina di canto i schimos, sono una vizza di satira. E usa sì che di questa regione, Diego, come noi, e noi ascoltiamo la prima rubrica di oggi che è su Sadru, ma in tecnologia, con Gianfranco Fronteddu. Saluto a tutti e ben a tauso a se batto spuntadas dalla rubrica di oggi, Sardu e la tecnologia. Oggi vamos a gestionare de sottotitoli, doppiaggio e accessibilità in sardo. Oggi in dia una lingua non è specie scritta o gestionata. La attammo vino in sus schermos, in sus videos i pompiamo, in sus series, in sus rete sociali e in sus piattaforme di streaming. E tanto a malavoccia non sto ad dimandare. Ma beru usardo in un video a ed all'ulegere e all'assortare. Ando allegammo dei sottotitoli o doppiaggio, diretto pesciamo a traduzione. Ma narre sa verità è meda di plus. Ai no, siamo allegando di accessibilità e stannarres a li permettere a totus di prendere e desire su isernande. E difatti non è i totus sottotitoli sono uguali. Los sottotitoli normali sono pezzi proleghes una estionada. In sus sottotitoli accessibili bada altre informazioni e stannarres sonos, musica, ambiamento di sottonu e sta legande. Sono herramientas necessarias per persone che o non bintendono o bintendono poco. E questo vale di vinas per usarlo. Ma no, si dà anche un altro problema. Si rimonargai. Usardo è una lingua irmeda orale. Tutte le maniere ordinarles, su tono e su ritmo, e essi ne viene estionande, a borta i sottotitoli non rendene. A uno sottotitolo deve essere scurcio, deve andare bene all'uleghes e si deve prendere diritto. E per questo tocca a stare sempre accomodante, se ande e separande. E per il doppiaggio è tutto. A doppiare il sardo non che renarle specie a vortare paragulas, e renarles a adattare, a accomodare una voce pro i paglia da iesta beru, un ritmo naturale, allegasa e maniera ordenarles isiene e pare a sa lingua originale. E non è cosa nuda, è sta decidere in quale variante sta luare e anto deve essere naturale e s'allega. E mai non crementi ed accessibilità, a non è una cosa in plus. Li permette da sa lingua di spiegare sullo uso in sul mondo digitale. Difatti, se una lingua non fa e da sottotitolare, non fa e da assortare, non che si di adattare a sa tecnologia moderna, su pericolo i cabarre di fuori da analisi, uve la comunicazione o la de plus. In questo tempo, su contenuti, cada uno si lo può pompiare in tuttuve e a genio suo, a sa muda in sa rete sociale, in sus sottotitoli automatici, in sus telefonellos, in streaming. Dunque, la lingua nostra si era da parlare viva oggi, non deve dare manco di questo formato nuovo. A anni e anni, usardo in sus medios di comunicazione, si può assortare. Motto a cominciare a luleghes, in sus schermos, a ponere sus sottotitoli, a che lo rientrare in sus piattaforme e tutto canto siene posto a tretto di lo recire. A ergai puro
in una limba non si che moridi, ando chessidi asia erleghes a surtare e un prendere. Proie puru cammattu, vostro gracias e a sattera volta in Susardu e sa tecnologia. Gianfranco Fronteddu ha di fueddau de tutte queste questioni accappiate su cinema, su documentario, su possibilità sia i vantaggi del doppiare, del non doppiare, su titolo, su tu commenti di collocas nel sciopero de una lingua quando poi da Pisigastè un film, un documentario. Come ti castias? Devo castare sempre in lingua originale. Mi sono abituato a fare gasi e come ti narro la propria verità, perché pare un luogo di spocchioso, narrare questa cosa, ma essa verità per me non risulta più a badiare film o documentari doppiati. Manco da ci davanti. È una cosa che proprio non risulta a fare pruso, in noi che è più difficile andare su cinema con gusto, capite, in lingua originale è più spaga cosa. Proprio da noi da vazzo, capite, mi ne lea da tutto un anno che solo muove sapere aula. Quando tribaglio devo a sul documentario, una cosa che per esempio non faccio mai in Sardegna, non ho fatto mai manco sull'ultimo documentario che ho fatto Deo, è sta a narrare a sa gente te per fai dare in una lingua e non in sattera. È una cosa che devo comprendo, che si deve fare, certa volta, ma non è una cosa che devo fare che devo. Tu non imponi questa lingua, lascias a suo vero a persona che si intervista. No. È un montone di volte, se non fa questa cosa, ti nelea da pensare a certe possibilità, di certo il circuito, però non è una cosa che devo fare che devo, sinceramente. Proprio non. Poi te due sono ciccadori, insomma su ciccadori non deve essere uno che forza da queste situazioni. Sì. Deve essere uno che castia da suo fenomeno, commenti, si fa di spontaneamente. Sanno su che due si forzano questa persona, poi dai, in quale si sia di idioma, si cambiando su contesto, creo. E insomma sono ne manco utili vostra ricerca, sì, finché capite, proprio a livello di metodologia di Gricca, tu sei suo professore dell'università canadese mia, Sinada Harrisberger, che ha fatto uscire questo libro da che anno fa che da sua popular music cantata con sa lingua minoritaria. E in introduzione di questo libro narra che quando tu hai una lingua, se nanne, se decidinne che la lingua è mezzo spodè, può esprimere queste cose che tu hai preso che esprimere. Quindi, per me, è importante che uno tenga da questa libertà. Pensa se magari le lingue hanno delle due, hanno andata bene su Mattessi, però è importante che sia severa sia da questo che ti fai dare. Personali. Sono d'accordo. Da The Search passiamo a Clang e apposta si arriva a su film di quest'anno passato che è Mantennere, custodire il suono del sacro, si narra, che ha subito vinto su Israele, sul Festival Israele del Nugoro. Questo è un film chiaramente accappiato a sta cicca cosa tua. Commenti che tu devi mancare in un pitch. Devi sprecare delle vueda da mantenere, contasi sa dramma in sintesi. Mantenere fa edda da su canto a concordo da Santo Lussulto, che è saida mia, e abbadia a due concordoso, che sono due concordi della Mattessi confraria, la confraria su Rosario. Uno è il concordo storico della confraria su Rosario, su concordo su Rosario, appunto, e l'altra usinata sul Zofano del su Rosario, che sono i cantori pro Zofano, che sono rizzi vinne su testimone del suo canto in questo anno. La cosa che volevo fare ieri in questo film fu di questo passaggio generazionale, però, tu volevo fare ieri, poninne sa mia lente di ingrandimento, namudi, assume un fattore fondamentale, e cioè che dall'anno 70 fino a Commo, sotto Lussurgio è stata una delle albiddas in Italia prosi studiadas dentro musicologos, antropologos, delle accademie in generale, posa musica tradizionale.
Questo setro musicologo hanno prodotto discos, libros, documentario, da palto da un documentario in su film, un documentario del 88 di Renato Molelli e Pietro Sasso, un documentario Rai che si naria su Concordo. Su nome non concordo ma concordo, una piccola licenza, non so vabbè. Però Morelli pure via da interessare a me da questo aspetto della lingua. Interessatissimo. Palto appunto di un media questo documentario e poi tutto questo trabalho fatto da un musicologo poi mi fa porre questa domanda e te a crefi di narrare che Santo Lussurzu attento questo cantore bravos che sono stati bravos a tenere questa tradizione ma avvicina questo cantore dove vudi vinzas una trumma de etnomusicologos de criccadores e te crefi di narrare po su canto dove ha influenzato, dove ha cambiato in qualche modo. Questa è la domanda principale che devo mi faccio pensare in sapone in tesi dottorale mia che è per me interessante ieri come te gusto il munno su munno della tradizione orale non sono munno che sono serrato ma che dialogano appunto con questa accademia e quindi si influenzano pari pure. E in su film devo faccio ieri questo e devo faccio ieri tramite fino a questa attività di un etnomusicologo che conosco bene e cioè mi faccio a biere in su film capite per me è stato fino a meta difficile da realizzare capite non so raccontare comment in the search una cosa che è successa a Satrughiere sul mondo se raccontare cosa che è successa in vita mia fai danni con gente che magari mi è parente che magari mi è amica fai danni con un amico con compaesano e quindi due di più essere deo puro. E come ti dà da riccio sa bidda, sa comunità di cosa tua questo film? A Sora è stata una proiezione in Bidda, in sa fondazione Imnos, in Santo Lussurzu, in Capitanni, sì, fu di Capitanni 2025, che è stata bellissima, è stata incredibilmente partecipata, poi intento proprio uno bello risultato in cui. Poi non disco, scampaesano il mio, soprattutto quando si va da su canto è gente meta giudiziosa, che si pone a bere bene a ti castiare su Pilu e Sugu, come si suol dire. Quindi penso che hanno per finza passare anno, può comprendere bene come ti è stato rezzito, devo posso narrare che è stato suo tribaglio più difficile che poi mai fatto, proprio è stato troppo difficile a mi ponere in sospanno contare una cosa da mia. Poi è una cosa che tu conosci da sempre, pensando su sta dimoria de fare qualcuna faddina, de sbagliare. Prima da conosco dello Sulzesu, appunto de parente o amico de gente che canta, poi dopo conosco commente su campo di ricerca del suo professore mio e quindi sono legato in un montone in modo differente, no? E poi tu mantenni uno son, mantenni, allogai, poi questo lavoro cosa tu esti, pensa chiaramente una ina de cicca, una ina di studio, poi in 50 anni, 100 anni, questo documentario è stato spiegare, è stato mostrare come ti via da su canto di Santo Lussurzu in moi, o pensa contenti come ti esistette, pensando a savare da questo documento. E poi tu però mantenni uno son. Questa è una bella domanda. Mantenere uno suono che narrare, mantenere una maniera di fare musica e di pensare a uno suono che mi lega
con una comunità, con una idea mia di stare in su mondo, che è legata a una simbologia, a significato che sono particolari, magari di un luogo o di una musica o di una mia relazione personale con un'altra persona. Mantenere su suono del sacro, come è il sottotitolo del suo film, per me è relativo a suo fatto che su canto concordo in vita pone in relazione solo sul Zesoso con una dimensione sacra a intresa sa Ghida Santa. Che è un momento importantissimo sul Zeso, è proprio un momento, come intenario prima sul blues, un momento di cattarsi, un momento di meditazione collettiva che si realizza in questo diese grazie a suo sono. Su legame con sa passione di Gesù Cristo, ma prima di tutto con sa idda in questo diese este sono, este su sono di questo alboghese e mantenere su suono del sacro este punto a mantenere tutto questo sciacco di cose, no? Tutta questa relazione, tutte queste idee che sono appunto legate a una musica. Se un musicologo è fissato con questa idea, no? Che la musica è una maniera di stare in su mondo, di pensare a te e a sosatero in un mondo culturale particolare, di rappresentare come persona attraverso il suo suono e quindi mantenere, a mantenere un'idea di te, a mantenere uno suono. Ma pensa se manca appunto mantenni ad allocare, a trasmetti, voi tu si pensa trasmettendo questa conoscenza, questa sabidoria a schianta bene su benitori, insomma, su. È una forma di archiviare pure, una maniera, una moda di cantare, una conoscenza, un patrimonio che ha cattato su scetti in questo territorio. Io penso proprio che una delle cose più importanti che noi facciamo non è solo a teorizzare e a cliccare e narrare la nostra versione di una tradizione, ma è proprio la documentazione, su registrare, su documentare e lasciare su documento. In antropologia si narra no? Che magari tra 10, 20, 30 anni questa cosa che tu hai scritto magari non attende su stesso valore, ma magari un valore manuale attende queste cose che hai registrato. Certo. Quindi secondo me questa è una cosa che noi stiamo a fare e che per esempio con questo trabalho che io faccio in Sardegna, a Parisi per esempio, a Bustiano Piloso, con il suo progetto su canto e tenore, cerchiamo di fare con una scala più manna, facendo una documentazione che è una documentazione meta manna, poderosa. Si dà di contata con il suo progetto de modas, su podcast, su jazz, insomma, c'è a Papa c'è un bello traballo. Poi Diego, a tu interessano cose che si appassionano e ci meda che ad innai ti preguntare ti interessa de pruso già noi non tiene senso, però in questo caso chi potessi scioperare documentare una pratica o fraigai un'esperienza poi schicasti anta i testi potui sa cosa pruso i taballi di de pruso in questa doppia ci punti questo due elementi sa documentazione e su fraigo di un'esperienza. Questa è forse una delle domande che pruso si avvicinano a gusto che io penso di fare questo documentario. Questa è qualche cosa che mi interessa particolarmente. Poi io sono un elettromusicologo che sta utilizzando questo documentario per fare elettromusicologia. Non mi calzo a definire filmmaker, assuma quello mi calzo a definire filmmaker finché sai come. Poi tu faccio da una maniera elettromusicologica. Assuma a stessi tempo però mi aggrada a costruire qualche cosa che chi sta badando sul documentario non è sta badando una didascalia di come funziona una musica. Si fa uno viaggio parisi a me così. Sì, mi aggrada e provo a essere sopruso cinematico possibile. Magari non do risultato, capite ancora nel senso medesimo di imparare, poi appena cominciato ad utilizzare. Però scommessa con me è proprio
total duoso. Este ti raccontare, a documentare una pratica, ma vinces a tenere una narrativa, a tenere un iazzu narrativo che Deo faccio vaghere a chi a chi è scastianne, sì. Sì. Bella questa cosa, adesso da Danny comunque è una relata intra questa cosa che si sa cicca cosa tua, però da vai bivi, da vai intendi, da trasmetti ai schivunti castiendi, poi ta sa gente deppi di vinza se imparai, de questo traballo cosa tua, adesso che sei cicchendi. Ripeto, per me è importante pure, a me aggrada a tenere questa possibilità di comunicare sa cricca che faccio in una maniera creativa. Se vuoi dare di musica, che è una cosa bella, che il suo risultare deve avere una maniera creativa e finché sa po gusto che posso, non mi chiedo che tanne a pala però finché sa artistica. A più se ho comprendendo sempre di più come su fare un film mi posso da azzuare a fare questo ed este di pozionare su mio media Pruso, cadene si pruso, intendi si pruso, sì. Che lì punti tu reso riferimento su nomini de regista, documentarista, filmisi che mancai tanti donau un imparo, una conoscenza può entrare in questo traballo. Assora, per me è stato connotto prima di tutto sul documentario musicale con un regista, un grandissimo regista che uno dei registi più manno del mondo, che ha fatto una serie su blues, e cioè Martin Scorsese. Questa serie documentaria a me mi ha fatto appassionare sul documentario quando fu cominciare a studiare etnomusicologia e mi ha fatto formare sul gruppo che ho modello Enzo De Bini che hanno quindi è stato gas importante. Quindi grazie Martin Scorsese. Grazie a Vodotto su chi sa fare. E de cui poi ho sito un bellissimo corso di storia su film documentario all'Università di Milano, in cui ho fatto la laurea specialistica e in cui ho conosciuto Jean Rouch, che mi ha dato Peltusaianna, tutto questo che era narrare cinema verité, direct cinema, quindi di Apen Baker e tutto su tribaglio che Jean Rouch ha fatto con Edgar Morin. E de cui poi ho conosciuto su tribaglio di un etnomusicologo che ha studiato con Jean Rouch, che si narra da Steven Feld, etnomusicologo americano che ha utilizzato prima ancora del suo documentario su soundscape composition, cioè registrando il suono della natura e creando composizioni su questo che registraia da descrivere una certa musica. E su Steven Feld ha tribagliato in Papua Nuova Guinea, in una tribù, i Kaluli, che cantano a intresa foresta pluviale, paris a sospuzzones, e quindi usano questo canto che è mezzo un canto, mezzo su suono delle spuzzones, proprio per mappare questa geografia della foresta pluviale. Isso ha studiato con Jean Rouch ed è Vince Scuso che ha tradotto un libro molto importante di Jean Rouch in inglese e quindi poi ha fatto diversi documentari etnomusicologici che sono di ispirazione, su trabalho suo è di ispirazione enorme per me. Sono passato tra l'altro io vivo in New Mexico, in Santa Fe, e tento su possibilità di tenere ospite a una lezione che fu fatta in Università di New Mexico a sopesa appunto etnomusicologia documentaria, che è stata una cosa bellissima, ma si deve narrare questo nome se uno momento benissimo commente inteso la prima volta del suo trabalho di Jean Rouch, quanto è stato importante per me. Diego, noi si firmiamo su poco può ascoltare un'altra bella rubrica che è sta pizzosa espressata idiomatica senz'altro con Luca Piroldi. Royalties. Foi do elegante gusto, pari cosa del riccoso e del res inglesoso,
Invece se uso un conto di artista che vuoi vivendo senza traballare, del suo traballo che hanno già fatto. Ma non so in commenti dopo di ornai. Devo di annai commenti su di noi, che ti tornano ogni ia che qualcuno un preada su che ha fatto lui. E tanto si è scritto una canzone, o si è scritto un'istoria, un libro, che si sia da prodotto, un conto di creatività di chi gira, da si spagna dal suo pubblico, e in donnia che do un preanta, ti torna fatto un pago di dinai, escusto, royalties escusto, tinanta quello guadagna dalle royalties, e tradusi queste. Issu non traballa prosu in moe, ma su chi ha fatto in antisi è traballando poi issu. Questa questione è custa. E questa questione a primo mirata può parere di vincere spanto, ma tocca da capire che dipende a biasa e meda. A biasa è pago, ma a biasa è speripa che nuda. Su brusu der biasa è su tanti de 2 caffè su mese, e tanto altro che vita del re. Ma gusto de donare royalties però dubinta da che è una minera de oro, invece se tornando a su conto del suo principio, è sempre la stessa cosa. Ci su che has fatto d'un preanta, infatti ti torna da qualcuno di nareddu. Sallinea torna a Miriam. Beh, ho ascoltato questa rubrica de Pirodi a pizzuso de royalty, de rettus, de proprietà intellettuali, de dinai. Chi si viga da questo dinai? Quando uno musico, uno gruppo in moi zona da e mancai buoni di sto disco cosa sua, sta canzone cosa sua in una piattaforma, vai conosci, può durazziri in tutto il mondo. Chi ci guadagna de questa spagnatura, de questa brazzitura dessa musica? Ti do pregunto come te musico, come te... Guarda, te non penso sicuramente che questa piattaforma musicale sia una po' forza su male. Poi prima di due tenere questa piattaforma musicale noi teniamo tutto un sistema di etichetta, che se due non aggradaias a un certo editore, del disco non ne faghias. Come sul disco tu devi fare chi è che era, canno che era, se devi fare la cameretta tua, e sa e dopo si chiede se sono già in questa piattaforma musicale. Poi tu sono queste mezz'ore e queste che non hanno meda bene per su musicista, però non penso che sia una po' forza o un male. Penso però che chi fa che musica può essere riconosciuto da uno, può essere riconosciuto il trabalho che ha fatto su un disco. Questo disco tu devi pubblicare fisicamente. Per stampare, che sia da uno CD, che sia da un vinile, che sia da una cassetta, che come hanno ancora finita questa cassetta. Punti dorrados. E come che scomo, se è una band indipendente, ancora de brusu, si deve bennere isso a suo sconcerto. Questa musica è tuttora a barrada una maniera di tenere relazione con un'altra persona. E a su questa piattaforma, purtroppo, sono gasi in medasa che questa relazione evapora. Tu trabagli 1 2 anni su un disco, dove su una canapura in Spotify, sa gente di ascoltare 2 o 3 giorni e poi questo disco è quasi che non esiste, quasi scommetto che non esista. No, beh, si vede insomma sì, ma si vede ogni tanto ne si dia a campo. Ma non tiene prusu questa potenza di essere un comunicatore con un'altra persona. Però questo deve ancora sul disco. E torniamo a Coa, deo che in benzo di su punk, di su do it yourself. Questa è una cosa che due vuti, due este e alla barrare. Capite? Su disco mi posso stampare, mi sai che in persona, 8 mi comprano sul disco. Con queste 8 persone si deve tenere una relazione, a tenere una idea, a tenere questa possibilità di condividere questa mia con un oggetto fisico che è su disco con una certa persona. Quindi... Manco male in Sardegna non mancano il gruppo di quale si sia musica, di quale si sia genere, voi accindati, un'agia, manco male e ci fu in queste occasioni si può ascoltare, festival, concerti.
Due punti. Questo che mancano in Sardegna, sempre de Brusu, non è su festival, sono logos, soprattutto in sal grandi città, e in due suonare. Castello, per esempio, ne è un grande bisogno. Dentro regione. Santo, se manca questo è un momento po'. Vai a lui con una lampadina. Capite? Sa gente che suona da due ste. Sa gente, questo che non manca. Bene, Diego Pani, ti do grazie per questa bella regionata che ho fatto in pari. In bocca al lupo, po' sta gicca, cosa tua, po' sto traballo, po' tutto. Viva il lupo, come si narra. E noi ci ascoltiamo su Meteo, questa rubrica del su Meteo, sperando che non ci sciorrocchi di sul mondo, e si dovrà intendi a postisi. Buon meria Sardegna, benvenuti a sullo nostro Tempus. Si gastiu tra su sacina presa e biu in isogru de posatru su va di ore, de chi ne ha di passato l'ultima ora in mano su de questa programmazione. Si compa adesso, su spiritu mio e sti con posatru. Spero desigiuai pago. I satelliti de Cosa Nostra confermanta un quadro de su tempus de una selliesa strafanata, un cielo e cillimpio de parri pintao. Sa congiuntura a posisezzi a frescura attestai un bello blu Hawaiian con su paraqueddu su vidao, podu defensai de su troppo pregio de su solli. Ma su pregio in noi non est de omu. Un moglione di depressioni bascia esistenziali sesti frimao proprio in pizzo su da Sardegna. Su cielo esti prangendo l'ambrica sa depreizia. Si finata, acqua vini, frida, catticintrata in isossu, su arroina da s'anima e tindidira da s'aliento. Ebbene, usai previsioni si puoi dire che antapenni, ad essi una marcia lunga in s'annuncio. Crasamengianu e usu attenni bancusu di piusu de spediu in donnia costera, accompagnausu de bentusu de disconsolu schettu. Possa cabo de sa gida sa questione a barra da frimma, non ad approi bastanti po donai a regioni di adoperai su paracqua, ma da proginai su tanti, po si fai bene do liminisi e non si fai spraci spannusu. Gesui, ma sta bene tu la sa, tu sciuligi su cartello sega, non c'è da bisogno di mi discutere in casa però, eh? Linea su studio. Lampuso, nostri lampuso, esti lampuso. Lampus e tronzo, carranannai, decidete i testi su carranannai. Questo che sapete dai, dici che punta accanto in ghizzai, poi scelti questa previsione si poteva usare questo tempo, iniziando. Poi si mantenne comunque pregiausi all'Ircus, Deo si dà un appuntamento a Cittadini con un altro ospiti, che adesso con Ario Francisco Zedda, che Zedda fu dai de Susadro, ma in sa letteratura, de commenti Susadro potesse imparare che lingua de traduzioni, in traballo su cosa sua, e insando su. Deo si do grazie, poi sei ascoltato Vince Semoi, buonanotte e buon numeria a tutti. Passasi da bene. A poco comprendi, su meteo ci deppi dessi. Ma è possibile che tu deppa zerriai e a posti si deppa torrai in onda in studio? Ma poi itta, po' 10 secondi de itta, de salutus. Ma non si può mandare in onda scetti a posti si dessa a capo dessa trasmissione? Ci mi indiando prima e non mi ascolta gudda e non mi ansieta i nerviosi. Ascolta, ma lasciami perdi, ma secondo te non mi dava piacere a mi andare prima? Ma no, poi comprendo, voi non si può di. Ma voi non si può di? Non si mentendo che suonai de audience flow? Torrai in studio e sarebbe scelta la quantità su pubblico e ti fai che stessa pubblicità a sta cabo. Questa trasmissione da serrato prima del suo spot, su pubblico, si anda da altre parti. A torrai a muccai mancavo 30 secondi su, s'arrezza s'agguanta da sospettatori.
Anche di corrullenti con un mazzo evrori, audience flow. Ma etta si fura essa rubrica piloti, moica, se ponendi, vabbè. Sa pubblicità non c'è, non da Neus. In senso su deo depu parra in noi a intrattenere su pubblico, poco da scimpra. Narauso. Ah, bah. E chi te li decidi? Seditori? No, sono responsabile del suo palinsesto. Avetta, su palinsesto. Cavunti due programmas in cruci, 24 replicas de unu TG de 5 minutos, non teneus tecnicus, ma c'è un responsabile del suo palinsesto. Due deneuso poi testi su villo del avvocato e editori. Ah, intanto su ci deppi dessi, appo comprendo. Gesù soffrodocus.